Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Scioperi ed assemblee generali della CGIL anche in Calabria per protestare contro la manovra economica varata dal governo, considerata sbagliata e iniqua perché blocca la crescita e scarica i costi sulle categorie più deboli. Nella regione saranno in totale 7 le manifestazioni territoriali previste. A Reggio Calabria interverrà Vera La Monica della segreteria nazionale, mentre altre manifestazioni sono previste a Crotone nella sala del Consiglio Comunale e in piazza a Cosenza e Castrovillari. Una grande partecipazione si è registrata alla manifestazione organizzata dalla CISL calabrese a Catanzaro sul tema Crisi, riforme e mezzogiorno. A presiedere i lavori il segretario generale UST CISL Catanzaro Domenico Cubello. A relazionare il segretario generale CISL Calabria Paolo Tramonti, che ha espresso piena condivisione per le iniziative portate avanti dal segretario generale Raffaele Bonanni, volte a tutelare al massimo le categorie sociali più deboli in un momento di crisi che attraversa il paese. Visita del segretario nazionale Fiamma Tricolore Luca Romagnoli in Calabria. Dopo una conferenza a Catanzaro ha partecipato al coordinamento regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore che si è tenuto alla Mezzia Terme con il neo segretario regionale Umberto Maggi. Nell'agenda della visita temi locali e nazionali, la ristrutturazione del movimento sull'intero territorio, i contatti con l'ente regione e con il presidente Scopelliti, i rapporti locali con gli altri soggetti del centrodestra. Una delegazione di imprenditori turchi ieri ha fatto visita a Crotone, ospiti della Camera di Commercio. I buyers turchi sono stati accompagnati nelle cantine e negli stabilimenti di produzione del vino del territorio provinciale. Gli esiti della visita, frutto di un progetto con la Camera di Commercio italo-turca di Istanbul, sono stati illustrati dal presidente Roberto Fortunato Salerno, che ha auspicato una proficua prosecuzione della collaborazione sin qui instaurata. È stata inaugurata ieri la ludoteca nel reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. A dotare il reparto dell'apposita strumentazione la Fondazione Abio, che da 2 anni opera in città ed ha realizzato 2 corsi per la formazione di circa 20 volontari che opereranno nel reparto. Presenti alla cerimonia rappresentanti nazionali e locali dell'Abio ed i dirigenti dell'ASP crotonese che hanno sottolineato l'importanza di una struttura del genere per i piccoli pazienti. Presentato ieri a Rende nella sala Tokyo del Museo del Presente, Museo Diffuso, progetto che mira a valorizzare e promuovere i luoghi della città attraverso la realizzazione di un percorso artistico all'aperto che unirà il centro storico con la parte nuova e moderna della città. Le opere donate dall'artista iraniano Bisan Bassiri sono le prime creazioni dalle quali partirà la passerella artistica gratuita al di fuori delle mura di un museo. È stato presentato nel Palazzo della Provincia di Reggio Calabria il libro A Mani Libere 2010, racconti e scritti di vittime della criminalità organizzata calabrese e siciliana. Il volume è stato realizzato da oltre 100 studenti calabresi e siciliani, coinvolti nel progetto Arcipelago della Memoria coordinato dal Museo dell''Ndrangheta. Presenti il sostituto procuratore Nicola Gratteri e il procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone.